Buongiorno a tutti ragazzi, altre novità a livello di geologia. In effetti ci sta un allarme dei geologi perché una faglia nuova si sta espandendo, cioè sta allargando i suoi orizzonti. In effetti si sta quindi diciamo che la faglia si sta espandendo, se la vogliamo dire in modo italiano. Quindi, secondo gli geologi, questa faglia tenderà sempre di più a ingigantirsi. In effetti, questa faglia, ragazzi, si chiama Aldrissi. Si trova a metà tra la Spagna e il Marocco. In effetti, già nel 2016. No, non è interconnessa, no, non credo, non lo so, ti direi una bugia, Mr. Peppe, non lo so. Comunque i geologi hanno detto che può provocare violenti terremoti, quindi questa faglia che è nuova in effetti si sta incominciando ad aprirsi, cioè ad espandere e quindi ci potrebbero essere allarmi tipo tsunami, queste cose qui e quindi poi si deve vedere come sto leggendo ragazzi che tutte queste faglie molto giovani potrebbero essere interconnesse fra loro. Quindi potremmo pensare che pure il terremoto di stamattina potrebbe essere dovuto a questo, però purtroppo certezze non ce ne sono, quindi non possiamo dire sì o non possiamo dire nemmeno no. Quindi adesso diciamo sì, si interessa anche l'Italia, quindi sì, sì, perché tutte queste faglie che sono appena uscite, giovani, chiamiamo così, sono interconnesse tra di loro, cioè per l'Italia, per tutto, diciamo, il mondo, in effetti, hanno un sistema come delle vene, no? Sono interconnesse fra di loro, quindi una scossa che avviene in Spagna può essere avvertita anche in Italia, oppure viceversa dall'Italia può essere avvertita in Spagna, quindi ci sta questa interconnessione tra di loro. Quindi spiegano i geologi, non è una cosa diciamo che per ora, però con gli anni ad avvenire sarà sicuramente sempre più grande e affinché non ci sarà una bella faglia molto grande. Già questa qui è molto grande, basta pensare che cammina dalla Spagna al Marocco e poi si collega alle altre faglie che arrivano in Italia, che arrivano sulla Grecia, quindi in effetti è come ho detto io, delle vene che si collegano una per un'altra, quindi è come tante diramazioni, ragazzi, in poche parole. Quindi è uscita un'altra faglia, quindi un altro pericolo in più, non bastava già quello che avevamo noi, quindi come si dice, più nera la mezzanotte non può venire, quindi più avanti si va ragazzi, a me mi pare che più peggiora la situazione. Quindi loro dicono da una parte buono perché così sapremo in modo di prevenire e sapere i terremoti dove andranno. Non l'avete fatto in 100 anni, non credo che lo farete ora, quindi è una cosa ridicola che dicono secondo me. Perché la faglia di Sant'Andrea, tanto per fare un esempio, potrebbe essere studiata a 1000 per 1000 perché è grande, grande, poco, grandissima e voi non siete in grado di prevedere se ci sarà un terremoto, ma una faglia piccola che adesso sta nascendo potete studiare. Ma dai ragazzi, ma noi scherziamo proprio. È come la NASA dice sta arrivando un sassolino di 30 centimetri e poi ai Caraibi si sono trovati un sassolino di 5 metri. Quindi che vogliamo? Allora ragazzi, qua la soluzione è una sola. Che Dio ce la mandi sempre buona e ringraziamo Dio e noi gli scienziati, i geologi altri, perché secondo me geologi, NASA, ESA, come li volete chiamare voi, secondo me, per parte mia, non servono a nulla. Anche perché attualmente, anche se un asteroide arrivasse sulla Terra, non siamo in grado di poterlo deviare, distruggerlo. Quindi, personalmente, ma questa NASA ESA, a che serve? A spendere miliardi per mandare l'uomo sulla Luna, che poi dobbiamo ancora vedere se è vero. Perché ricordatevi, io
non è perché voglio fare sempre il complottista, perché ogni volta qualcuno, questo è il bello della diretta, che io da un argomento vado a un altro, perché poi incomincio un po' a sclerare, perché vedo le cose proprio male. Hanno detto che sono andati sulla Luna tanti anni fa, tantissimi anni fa. Poi in un'intervista recente di un paio di anni fa, una astronauta, una donna astronauta, dichiarò che per uscire da fuori dallo spazio ci sta il pericolo delle radiazioni e che non è possibile mandare qualcosa di diciamo a livello di animali, come pure l'uomo, giustamente, perché già solo gli apparecchi elettronici hanno disturbi di questa radiazione. E questo è il famoso campo di Van Allen, che sarebbe una regione, diciamo, passata all'atmosfera terrestre, dove ci sono altissimi ma che dire concentrazioni, molto molto di più, distruggono, diciamo, la roba elettrica. Tipo quando un'eruzione solare potrebbe distruggere tutti i satelliti, una cosa così più o meno, una cosa bella potente. Mo mi dite voi, no? Se questa 2 anni fa mi ha detto che nessuna cosa può ancora andare fuori dallo spazio, mi dite sulla Luna come ci siamo andati tanti anni fa? Se oggi, qua si parla di un'intervista fatta alla BBC, ma di 2 anni fa massimo, non di più, 1 anno e mezzo, 2 anni. Come possiamo credere che l'uomo sia stato sulla Luna? Quindi, ragazzi, personalmente a me tutti questi geologi non servono a nulla in effetti, perché i terremoti non li possono prevedere. Gli asteroidi non possono farci nulla. Andare sulla Luna, ma che ci andiamo a fare, ragazzi? La Luna sta tanto bello lì, ma lasciatela stare in pace. Allora, finché ci sarebbero delle cose buone che sono riusciti a fare, e vabbè, ci sta pure, ragazzi. Dice, vabbè, ma quello stanno studiando. Ma allora faccio l'esempio, ragazzi. Ma cosa importa a noi, secondo, dal mio punto di vista, sapere la composizione della Luna? Di che cosa è fatta? Ditemi voi che scoperta sarebbe. È sicuramente diversa dalla Terra, si sa, no? Oppure andare su Marte a vedere che ci sta là sopra. Quando poi in effetti volevano mandare l'uomo ultimamente, poi si sono rimangiati le parole, ha detto che è troppo pericoloso, torniamo a quello che ho detto poco fa, perché ci sono troppe radiazioni e un uomo non può sopportare i 2 anni di andata e figurarsi i 2 anni di ritorno. Quindi in effetti già prevedono che il primo anno di andata già saremo andati via noi. Quindi arriverebbe solo il disco volante su Marte. A parte questo, ragazzi, non abbiamo ancora un disco volante, UFO, come lo volete chiamare, astronave, che sia in grado di portarci su Marte. Ma mi dite a me, che ci serve sta gente a noi? Io sinceramente non credo proprio che sia andati sulla Luna. Perlomeno non adesso, ma all'inizio. Se sono andati ora. Oppure è andato solo qualche cosa a livello di meccanico, un UFO, un'astronave, ma non l'uomo. Però tutte queste teorie, ragazzi, sono tutte cose strane, perché da una parte c'è chi crede, da una parte chi no. I pianeti sono come quelli che dicono che la Terra è piatta, che è un disco piatto, ma ci sono tante cose che potremmo parlare all'infinito. Però pensare che la Terra è piatta, cioè è come un disco, e questo è quasi ridicolo. Cioè, si sa che la Terra non è una sfera proprio rotonda, diciamo, ma abbastanza tondeggiante, anche non è perfetta. Ma sì, guarda, ma le cose sono tante che potremmo parlare all'infinito. Purtroppo la gente su certe cose non riflette in effetti, perché dite che la Terra è rotonda e che niente esce dallo spazio oppure va fuori, no, perché a livello amatoriale, ragazzi, ci sono stati degli esperimenti
con dei palloni sonda che hanno attraversato al di fuori della Terra. Poi si sa, l'attrazione con lo spazio fa esplodere il pallone e la telecamera è caduta giù, era tipo indistruttibile, quindi quando è tornata giù loro già avevano registrato tutto. In effetti hanno visto che la Terra è rotonda e questo l'ha fatto un amatoriale, non NASA, ESA o qualche ente spaziale. L'ha fatto uno che ha un po' di soldi, ragazzi, diciamo così, uno ricco che si è voluto togliere lo sfizio di vedere se la Terra è rotonda oppure no. Io qualche volta in un link ve la metto questa qui perché l'ho visto un sacco di volte. Cioè lui ha fatto questo esperimento, ha messo una videocamera fissa, ha agganciato a un pallone con l'elio e l'ha fatta andare al di sopra dello spazio, della troposfera, comunque al di fuori della Terra. E da sopra si vede la forma circolare della Terra. Poi arrivato a un certo punto il pallone esplode e cade sulla Terra. Quindi lui ha voluto dimostrare con questo video amatoriale, non perché è una cosa... Ciao, grazie, tu non ti preoccupare, tanto oggi sto un po' meglio. Quindi in effetti si potrebbero dire tante cose, però la NASA, ESA, pure i geologi dicono sì ci sta la faglia qua, però alla fine se devono prevedere un terremoto non sono capaci. Già la meteorologia è diversa perché loro studiano se piove, se non piove, anche se a volte, parliamoci chiaro, non sono precisi perché anche un semplice evento o altro può spostare una perturbazione. E ci sta un pallino in effetti pure su ogni video mio che ci sta là sotto in basso a destra, sta iscriviti, oppure se negli ultimi video vai alla fine dei video ci sta la mia testa, quella là con il cappuccio, premi là e ti sei iscritto, in effetti è facile. Oppure vai sul mio canale, iscriviti, fai Giuseppe Melchiorre, ci sta proprio scritto in rosso iscriviti. Vabbè ragazzi, vi auguro buona giornata e come sempre se avrò qualche informazione, qualche cosa di nuovo, io sto sempre qua. Oggi sto bene quasi, quindi sono, non dico al 100%, ma al 80% ci sto. Vabbè ragazzi, ci sentiamo dopo.